Eccoci qui, professor Crisanti, buongiorno. Il tema della trasmissione di oggi era Covid, che cosa non ha funzionato. Con gli altri ospiti, il dottor Liar, il dottor Manno e il dottor Lamarca, abbiamo parlato di vari punti, abbiamo visto anche dei dati, però a me interessava sapere il suo punto di vista del appunto che cosa non ha funzionato, perché siamo fra i primi, forse i primi in Europa e fra i primi nel mondo per percentuali di morti. Che cosa è mancato al nostro sistema in generale che doveva affrontare questa pandemia? Guardi, non è facile ripercorrere, diciamo, tutti gli errori che sono stati fatti perché ne sono stati fatti tantissimi, alcuni in qualche modo scusabili per inesperienza, altri a mio avviso imperdonabili. Eh, e c'è anche però da fare un po' di chiarezza sui numeri, nel senso che l'Italia ha avuto un numero totale di morti assolutamente inaccettabile, ormai superiore a più di 100.000. Per quanto riguarda invece la letalità, cioè la percentuale di morti sul numero dei casi, che in questo momento sia intorno al 3,5%, poi di fatto non è molto distante da quella degli altri paesi, nel senso che essendo questa un rapporto, cioè una frazione tra il numero dei morti e il numero dei casi totali, quello che manca in Italia sono il numero dei casi, perché durante la prima ondata si sono fatte pochissime diagnosi, la maggior parte delle persone malate sono rimaste a casa o addirittura sono state portate in ospedale e neanche gli hanno fatto il tampone, insomma abbiamo assistito a situazioni veramente di grande confusione durante la prima ondata. La situazione poi si è un pochetto normalizzata durante la seconda ondata, infatti se noi paragoniamo la letalità della prima con la seconda ondata c'è una differenza drammatica, nella prima ondata c'era una letalità di circa l'11%, nella seconda ondata questa adesso non lo so, mi pare che sia molto più bassa, intorno al 2%, quindi in qualche modo questo rientra, quindi non è che in Italia la malattia è stata più grave che in altri posti, ha sicuramente colpito tantissime persone, probabilmente in Italia ci sono circa 5 milioni di persone che sono state infettate, 100.000 di queste persone sono morte e quindi diciamo siamo in linea come letalità con tutti gli altri paesi del mondo. Il problema è se si poteva evitare di far morire 100.000 persone, questo è il problema. Guardi, allora, volendo fare un'analisi spietata, gli sbagli cruciali sono stati fatti la prima settimana di marzo. La prima settimana di marzo avevamo davanti agli occhi la realtà e non l'abbiamo voluta vedere. Guardi, il 27 febbraio a Vo c'erano 88 casi su una popolazione di praticamente di 3.000 abitanti, fa circa il 3%. Il 3% di casi significa che era assolutamente inutile cercare il paziente zero, perché qualsiasi modello matematico avrebbe detto, avrebbe in qualche modo chiarito che il primo infetto era entrato a Vo la prima settimana di febbraio, quindi praticamente 20-25 giorni prima. Non solo, ma se a Vo era entrato praticamente 20-25 giorni prima, questo significa che praticamente era inutile fare la ricerca del paziente zero in tutta la Lombardia e l'unica cosa che bisognava fare era chiudere tutta la Lombardia e la maggior parte del Veneto. Quindi cioè, ci siamo invece incaponiti in esercizi contabili assolutamente senza senso nel cercare di trovare il paziente zero e cercare di capire qual era, l'RT in quel momento. E questo praticamente ha portato alla chiusura, la semi-chiusura della Lombardia l'8 marzo e poi la chiusura dell'Italia il 28, 20 giorni dopo. Quindi diciamo, Professor praticamente Crisanti, non c'hanno. abbiamo chiuso la stalla quando erano già scappate le vacche. Ma sì, cioè praticamente dal punto di vista epidemiologico e matematico non ci hanno capito nulla, fondamentalmente. E guardi, adesso non vorrei fare polemiche, ma ci sono numerosi modelli matematici estremamente solidi che ci raccontano che ogni settimana persa sono praticamente nella prima ondata circa 10.000 morti, in parole povere, va bene? Poi, altro aspetto cruciale, non si è voluto riconoscere in tempo il contributo degli asintomatici, cioè fino praticamente a metà aprile ancora non si riconosceva il fatto che gli asintomatici rappresentavano un veicolo di infezione estremamente pericoloso. Pericoloso perché? Perché il malato se ne sta a casa a letto, gli asintomatico è completamente inconsapevole di poter trasmettere. Poi un altro errore drammatico
è stato il fatto di non aver isolato rapidamente i positivi. Guardi, esistevano dati sia cinesi che anche prodotti da altri laboratori in Europa, compreso il nostro, che una persona che condivide un'abitazione, un luogo con una persona infetta ha una probabilità 100 volte superiore a quella di una persona che non lo condivide di ammalarsi. Quindi e lì poi c'è stata la scelta disgraziata di spostare i malati convalescenti di Covid nell'RSA con RSA. effetti veramente Devastante. devastanti. E questo Certo. riguarda la prima ondata. Poi praticamente lo sbaglio poi pazzesco è stato fatto, e qui purtroppo bisogna anche includere il contributo di tanti colleghi che a maggio-giugno non hanno capito assolutamente niente, hanno cominciato a dire che il virus era buono. Perché il virus era buono? Perché improvvisamente la letalità secondo loro si era abbassata perché facevamo più diagnosi, cioè ma è una roba veramente da pazzi. Ci sono stati colleghi che hanno firmato importanti documenti che poi hanno influenzato anche la politica e determinate decisioni. Quindi praticamente a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, quando avremmo potuto creare un sistema di sorveglianza efficiente, ci siamo cullati sull'illusione che tutto fosse finito. Guardi, Dopodiché, lei, mi perdoni se la interrompo, questo aspetto che è grave, perché stiamo parlando di vita umana, ne abbiamo parlato in tutta la trasmissione, è probabilmente legato, non voglio estorcerle una risposta, ma una visione, è probabilmente legato alla mancanza di visione di molti dei nostri interlocutori o quelli che questa visione viceversa avrebbero dovuto averla e partiamo dalla politica perché poi i dirigenti, anche i sanitari, credo che in questo paese li decida la politica. Allora mi ma domando, guardi, guardando al futuro, e poi le farò una domanda specifica, lo risolviamo il problema che sta a monte, ovvero la capacità di avere visione rispetto a situazioni terribili come queste? guardi, io penso che in Italia sarà molto difficile da risolvere e le spiego perché. Perché per un sistema perverso di intrusione della politica in qualsiasi ganglio e funzione del nostro paese. Lo stesso CTS fino a poco tempo fa era esclusivamente composto da persone che rispondevano direttamente a coloro che dovevano consigliare, cioè è una situazione pazzesca. Cioè un organo tecnico-scientifico deve essere indipendente, il politico deve accettare la possibilità che il tecnico gli dice di no o gli dice stai sbagliando. Il nuovo comitato tecnico-scientifico, per il modo come è stato selezionato, mi preoccupa. L'ingegnere che si è dimesso era veramente imbarazzante. Ci sono due persone là dentro che hanno firmato il documento che il virus era diventato buono a giugno. Insomma, se è possibile, siamo passati da una situazione in cui il CTS era succube dei politici a una situazione in cui il CTS è lo stesso succube dei politici, ma addirittura lottizzato. Ecco, io quindi penso che non abbiamo fatto un grande passo avanti su questo aspetto. Lei tocca un tema purtroppo che conosciamo come cittadini tutti bene. Io poi che ho lavorato lungamente in Rai le posso assicurare che lo conosco benissimo. Adesso al di là dei casi personali, le faccio un'ultima domanda che è quella che mi importa di più. So che lei ha realizzato uno studio molto importante che a breve sarà pubblicato sulla questione delle varianti. Ci anticipi qualcosa? Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Ma guardi, lo studio che abbiamo pubblicato sulle varianti, se possibile, è la dimostrazione di come praticamente la politica impone alla scienza o ai tecnici delle scelte che sono assolutamente demagogiche e poi con effetti disastrosi. E faccio in modo particolare riferimento ai test rapidi, no? Il test rapido sembrava o sembra la soluzione fantastica, no? Te lo puoi fare rapidamente, lo puoi fare in farmacia, puoi utilizzarlo come lasciapassare sociale, quindi dal punto di vista come attesa, aspettativa della popolazione c'è un traino incredibile, no? Però questi test hanno un problema, hanno una bassissima sensibilità e tra le altre cose noi avevamo già ipotizzato che alcune varianti non vengono per niente viste Non da vengono questi test bloccati. perché avevamo casi che avevano delle cariche virali spaventose al tampone molecolare ed erano assolutamente negativi al test antigenico. Negativi. E questo, nonostante diciamo, questi allarmi che abbiamo lanciato, l'Italia ha speso 400 milioni di euro in test rapidi, cioè che praticamente hanno creato parte del problema della seconda ondata, perché se noi usiamo i test rapidi per filtrare il personale dell'RSA
e il personale che lavora negli ospedali, se entra un infetto nell'RSA, non è che infetta una persona, fa una strage. E questo Chiaro. poi si Sì, riflette come anche avviene. sulla diversa percentuale di morti in nord a sud, perché le case di riposo sono molto molto più frequenti e gli ospiti delle case di riposo sono molto molti di più al nord che al sud. Quindi se io entro anche una singola persona di SRA infetta perché è passata attraverso la maglia del test rapido, mi entra dentro, mi massacra una RSA. Viceversa, la struttura sociale del sud è completamente diversa e quindi di fatto se una persona infetta infettava in famiglia, almeno praticamente infettava un numero molto molto più ristretto di persone. Questa cosa non si è capita per nulla, che la struttura sociale dell'Italia era completamente diversa e che la vulnerabilità degli anziani erano diverse. In Veneto un terzo dei morti della seconda ondata, che so circa 7.000, sono ospiti dell'RSA, che io penso che sia una cosa che qualcuno ne dovrà rispondere di questa cosa. Non penso sia accettabile, lo dico sinceramente. Guardi, professor Crisanti, noi siamo arrivati alla conclusione della trasmissione e io devo davvero ringraziarla per la sua presenza perché ribadisco l'onestà nell'approccio che lei ha sempre avuto, io la seguivo da telespettatore ovviamente anche su altre reti, è quella che credo che in questo paese serva. Non solo nel settore medico, in realtà serve in molti altri settori, ma questo è un discorso molto lungo e che esula dalla nostra trasmissione di oggi. Le chiedo se sarà disponibile in futuro perché noi riaffronteremo il tema, perché questo è un tema di cui la cittadinanza deve essere assolutamente consapevole, perché il cittadino deve essere responsabile delle scelte del politico e non viceversa. E quindi ringraziandolo nuovamente, io devo anche salutare gli altri ospiti che ho avuto, quindi il dottor Salvatore Liard, che è portavoce del Movimento per la Difesa della Sanità Pubblica Veneziana. Salvatore, noi ci risentiremo sicuramente nelle prossime trasmissioni, quindi chiedo scusa se oggi chiudiamo qui. Il dottor Maurizio Manno, che è un ex medico e del Coordinamento Veneto della Sanità Pubblica, ne abbiamo parlato, quei dati che non abbiamo potuto vedere oggi li vedremo sicuramente in futuro, quindi li tenga caldi perché sono importantissimi. Il dottor Luciano Lamarca, che anche lui ha portato il suo importante contributo, oltre a quelli dei contributi filmati che abbiamo visto, quindi io ringrazio davvero tutti voi di essere stati presenti, dottor Crisanti ancora perché so che lei è molto impegnato di essere riuscito a collegarsi con noi e ai telespettatori di Televenezia do l'appuntamento alla prossima settimana perché noi come cittadini attraverso una televisione che ci ha dato spazio continueremo a capire perché in questa Italia c'è qualcuno che sta facendo un 48.